Mire che filmate di sembero milis, si vedono danze, colori e sorrisi, le feste paesane, un tripudio di allegria, dove il cuore batte forte in armonia. Tra fuochi e canti sotto il cielo stellato, il paese rivive in ogni volto amato. Passiamo brevemente al punto. Come vedete, oggi è l'unico giorno in tutto il mondo nel quale non si celebra l'Eucaristia e infatti, come dico per i bambini, vedete, la messa è svolta. Non è che si sono dimenticati o ci siamo dimenticati. Non si celebra la messa, non si celebra l'Eucaristia. Inizieremo con la prostrazione dei sacerdoti, in questo caso siamo due, qui innanzi all'altare e foto, perché appunto l'Eucaristia l'abbiamo custodita in una cappella a parte, nella cappella della Nuova Spagna, e poi si inizia subito con la preghiera della colletta, segue la liturgia della parola, come per Domenica delle Palme ci sarà la prima lettura, il salmo, seconda lettura, e poi, a differenza del giorno delle Palme, dove ogni anno cambia il Vangelo, il venerdì santo, invece abbiamo sempre la lettura del Passio secondo il Vangelo di Giovanni. Ci sarà Padre Peter qui, che farà la parte del sacerdote, e poi appunto altri due lettori che faranno la cronista e per la giornata. Finito questo momento non ci sarà la breve preghiera, ma proseguiamo subito con la preghiera universale. Sono la bellezza di 10 preghiere universali suddivise in due parti. Quest'anno siamo noi sacerdoti e sentirete due voci. Finita anche la preghiera universale, inizia la seconda parte che è l'adorazione della Santa Croce. Noi faremo in questo modo, però il sacerdote Padre Peter si porterà in fondo alla chiesa e dirà le volte con il rito della croce al quale ho appeso il Cristo Salvatore del mondo. Ci saranno anche due confratelli con due come luci, confratelli, spero che mi stiano sentendo, confratelli non ci sono, se non sono, lo dirò dopo a loro, che avanzeranno il Padre Peter, quindi tante volte, e noi riscontreremo venite a Milano, una prima volta, una seconda volta e una terza volta. A questo punto è prevista l'adorazione della croce, però noi non la facciamo perché la faremo poi dopo nel rito del suscravamento, se no sarebbe una doppia adorazione della croce, quindi la faremo più tardi, una volta finito appunto la liturgia della passione. Finito anche questo momento, ecco che inizia la terza parte, che è quella della Santa Comunione, per le persone venite, preparare la messa, nel frattempo Padre Peter va e prende appunto l'Eucaristia, la portata sull'altare, e poi iniziamo con il Padre Nostro. E seguono appunto altre preghiere e poi la distribuzione dell'Eucaristia. Ci sarà Padre Peter, ci saranno almeno un altro ministro e si distribuirà per la comunione. Finita la comunione, ecco che avrà inizio il momento del suscravamento e quindi seguiremo, e lì appunto saranno indicate le varie parti che i confratelli faranno nella discesa del Cristo dalla croce, e vi sarà la riflessione, il momento appunto di riflessione e di preghiera ad
croce, faccio l'inchino, ecco quello che poi ciascuno si sente e poi appunto si conclude così. Non so se i confratelli hanno deciso alla San Michele di portarne se non c'è gente, ci vorrebbero 4 persone robuste, 8 persone robuste da darsi in cambio e per portarlo alla giustizia. Se non lo fate, allora ce lo osservano. E va bene. E questa è la liturgia, perché siamo pronti per iniziare tra poco e seguiamo. Ricordo domani
passa attraverso la sofferenza e questa sofferenza sarà causa di salvezza. Gesù rivelerà a sé questo brano del profeta ascoltiamo. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui, è come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e preieto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e noi non avevamo alcuna stima. Eppure, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà a se stesso un sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò il premio delle moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte, ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio.
Siate forti, prendete stabile il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a Lui, venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli. Invertitevi. Qua. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedro, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei, si recò là con lanterne, torce e armi. Gesù allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. disse loro Gesù: Sono io. vi era là con loro anche Giuda il traditore. Appena disse sono io, indietreggiarono piegate da terra. Domandò loro di nuovo: Chi cercate? Gesù il Nazareno. Gesù replicò: Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. perché s'adempisse la parola che egli aveva detto: non ho venduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada,
entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: forse anche tu sei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: Non lo so. intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono. E non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interrompete? Interroghi quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. A queste parole una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: Così rispondi al sommo sacerdote? gli rispose Gesù: Se ho parlato male, dimostrimi dove è male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero: Non sei anche tu dei suoi discepoli? egli lo negò e disse: Non lo sono. ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: Non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: Che accusa portate contro quest'uomo? gli risposero: Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. allora Pilato disse loro: Prendetelo fuori e giudicatelo secondo la vostra legge. gli risposero i giudei: A noi non è consentito mettere a morte nessuno. così si adempivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora entrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: Tu sei il re dei giudei? Gesù rispose: Dici questo da te? Oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Pilato rispose: Sono forse io giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? rispose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. allora Pilato gli disse: Dunque, tu sei il re. rispose Gesù: Tu lo dici. Io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce. gli dice Pilato. Che cos'è la verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: Io non trovo in lui nessuna colpa.
gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano: Salve, re dei Giudei! E gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: Ecco l'uomo. Al vederlo, i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: Crocifiggilo, crocifiggilo! Disse loro Pilato: Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io non trovo in lui nessuna colpa. Gli risposero i giudei: Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura ed entrato di nuovo nel pretorio disse a Gesù: Di dove sei? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: Non mi parli? Non sai che io ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Rispose Gesù: Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridarono: Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si fa re, si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litostolo, in ebraico Gabatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: Ecco il vostro re. Ma quelli gridarono. Via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato. Metterò in croce il vostro re. Risposero i sommi sacerdoti. Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: Non scrivere il re dei Giudei, ma che egli ha detto: Io sono il re dei Giudei. E rispose Pilato: Ciò che ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora, quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima al fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciarla, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura
Era il giorno della Parascere e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne del sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portate via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura, non gli sarà spezzato un osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui in opera, e portò una misura di mirra e di aloe di circa 100 litri. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, come l'usanza seppellire i cristi. Ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù a motivo della parascella dei giudei, poiché quel sepolcro era vicino. Parola del Signore. Mettiamo innanzi seduti per un momento di silenzio e poi seguirà la preghiera universale. Preghiamo, fratelli e sorelle, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi una vita serena e sicura di rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa diffusa su tutta la terra perseveri con salvezza di fede nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco. Il Signore Dio nostro, che lo Hashem nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà Papa Francesco, che hai scelto per noi perché
per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, e per tutto il popolo dei fedeli. Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità nel loro ordine e grado ti possano servire fedelmente per Cristo nostro Signore. Preghiamo per i cattolici. Il Signore Dio nostro apra i loro cuori all'ascolto e dischiuda la porta della misericordia, perché mediante il lavaggio di rigenerazione ricevono il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda dei nuovi figli, aumenta nei nostri catecumeni l'intensità della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale siano accolti fra i tuoi figli di adozione, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro raduni e custodisca nell'unità sua Chiesa, quanti testimoniamo la verità con le loro opere. Dio onnipotente ed eterno, che unisci gli scherzi e custodisci l'unità, guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che a loro per primi ha rivolto la sua parola, vi aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, illuminati dallo Spirito Santo, possano anche essi entrare nella via della salvezza. Dio onnipotente ed eterno, fa che uomini e donne che non conoscono il Cristo possano conoscere la verità, camminando alla tua presenza in sincerità di cuore, e a noi, tuoi fedeli, concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di vivere una carità sempre più grande fra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Dio. Praticando la giustizia con cuore sincero, giungano alla conoscenza del Dio vero. Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore delle persone una così grande nostalgia che solo quando ti trovano hanno pace, fa che al di là di ogni ostacolo tutti riconoscano i segni della tua volontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile. Il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune della vera libertà e della vera pace. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze delle persone e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa, per Cristo nostro Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente, perché purifichi il
infina la fame, renda la libertà ai prigionieri, spezzi le catene, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani di casa, la salute agli ammalati e ai preti la salvezza eterna. Dio onnipotente e eterno, conforto degli afflitti, sostegno dei demoranti, ascolta il grido dell'umanità sofferente, perché tutti si rallegrino di aver ricevuto nella loro necessità il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci mettiamo seduti, adesso inizia la seconda parte dell'adorazione della croce. Due fratelli che porteranno le candele, fate Peter, partirà dal mondo della al quale sono preso in Cristo Salvatore del mondo. Ecco il regno della croce, al quale fu appesa il peso in Cristo Salvatore del mondo. Ecco il regno della croce, al quale fu appeso in Cristo Salvatore del mondo. Ricevete nuovi posti qui sopra e portato di sagrestia di Cristo, crocifisso, alleluia, di sagrestia. Adesso verrà preparato l'altare di luci, tutti mentre preparano.
peccato, sicuri da ogni colpamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga la gloria del nostro Salvatore Gesù Cristo. Beati invitati alla cena dell'agnello, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
di benedizione ci sentiamo adorati ma non angosciati. Il corpo di Gesù affidato alla terra è sede che darà frutti di vita eterna. Entriamo nel secondo giorno del triduo, entriamo nel sabato santo, nel silenzio del riposo di Dio, nell'attesa impaziente della resurrezione. Nella notte tra sabato e domenica, terzo giorno del triduo, celebreremo la vita pasquale nella resurrezione del Signore alle ore 22:30 in questa chiesa di Santa Sofia. Inchinatevi per la benedizione. Scelta, Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha commemorato la morte del tuo Figlio e la speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione e si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Adesso qualche minuto e inizierà subito il rito del sospramento. Guardo a colui che hanno tradito. Vogliamo ora, fratelli e sorelle, rivivere questi grandi gesti di amore, di affetto e di amicizia per Gesù, onorando il suo corpo con sentimenti di rispetto, di riconoscenza e di profonda gratitudine. Cari discepoli, prima di iniziare questo grande opera di misericordia, presentatevi davanti alla Madre Adorata. Maria, da sempre associata alla passione del Figlio nella storia della salvezza. Maria infatti avanzò in clamorosa fede in unione con il suo Figlio sino alla croce, dove stette ai suoi piedi soffrendo insieme al suo Figlio. Non c'è dolore più grande di quello della madre che vede soffrire e morire il proprio Figlio innocente. Ma il cammino cristiano, anche se su livelli diversi, comporta sacrifici e impegni per tutti. Maria, Madre adorata e Madre di ogni speranza, dacci la forza di continuare la spera
mascherare per testimoniare anche il dolore, quello di una guerra, che nessuna lacrima andrà perduta quando si soffre per amore. Donaci sempre il coraggio di metterci dalla parte dei più deboli, dei più poveri, delle vittime sopraffatte dalle ingiustizie e prepotenze dei potenti di turno di questo nostro mondo. Fratelli, giratevi adesso davanti alla croce. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo, abbiamo cantato poco fa. Continuiamo la nostra adorazione della croce, segno dell'amore di Dio per noi. Il Figlio di Dio ha umiliato se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo ogni ginocchio si pieghi e tutti proclamino che Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Ricordiamoci delle parole pronunciate da Gesù. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Gesù ora ci attira col suo corpo martoriato, segno del suo immenso amore per noi. O Gesù Redentore, che sull'altare della croce come Re e sacerdote hai dato speranza all'umanità immersa nel dolore e nelle tenebre di morte, fa che cerchiamo solo in te quella luce vera che illumina ogni uomo che vive in questo nostro mondo. E ora, voi, cari fratelli, salite le scale e avvicinatevi al campo di Gesù. Nell'ultima cena il Signore si era donato a noi nel suo corpo e nel suo sangue e aveva detto: prendete e mangiate, prendete e bevete tutti. Questo è il corpo e il mio sangue, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Nell'altare della croce si è celebrato il sacrificio della nuova ed eterna alleanza, dove Gesù, l'unico ed eterno sacerdote, ha immolato se stesso come vittima per riscattare l'intera umanità. E ora, cari fratelli, fate scendere questo telo che copre il corpo martoriato del Signore. E abbiate la pietà e la carità dopo aver posto il telo sotto le sue braccia, di togliere la corona di spine che ha fatto tanto soffrire il Signore. Gesù dinanzi al Pilato si proclama re, ma il suo regno, ci tiene a dirlo, non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, dice Gesù, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato a morte. Ma il Signore è l'agnello mansueto condotto al macello che non oppone resistenza. Signore, ti hai lasciato ai tuoi discepoli il comandamento di amarsi, fa che l'amore evangelico sia il distintivo del vero cristiano e liberaci dallo scandalo della menzogna, della mancanza di amore che lascia soffrire tante persone abbandonate da tutte. Rendici invece portatori di speranza agli ammalati, alle persone sole ed emarginate, a tutti i delusi e disperati. Mostrate ora questa corona di spine a tutto il popolo perché possa comprendere quanto è stata grande la sofferenza del nostro Salvatore e poi deponetela ai piedi della sua madre. Madre adorata.
Togliete ora il chiodo dalla mano destra di Gesù. Quelle mani di Gesù che per tutta la vita non hanno fatto altro che donare. Sono state mani che hanno lavorato, guarito, benedetto, accarezzato i bambini, scritto per terra. Sono mani che si sono lasciate trapassare dai chiodi della cattiveria umana. Sono mani che si sono lasciate trapassare unicamente per amore e amore nostro. Signore, tu hai voluto vivere la morte dei condannati perché nessuna morte fosse ignorata e così dare senso a tutte le sofferenze e la morte dei uomini. Signore, non ti è stata risparmiata nessuna umiliazione. Signore, ascolta ancora oggi il grido dei sofferenti, la tua carne, affinché abbiano a godere del tuo conforto spirituale e della solidarietà dei fratelli. E ora togliete anche il chiodo della mano sinistra di Gesù. Gesù ci ha detto: ero malato e mi avete visitato. Tante persone nel mondo sono inchiodate sulla croce della povertà, della miseria, della fame, della violenza, della guerra. Dimostriamo la nostra solidarietà anche nei loro confronti. Signore, affinché nessuno resti prigioniero del dolore e del male, ma che il tuo amore apra sentieri di speranza quando tutto sembra finito e porta il cammino dei uomini verso luoghi di gioia e di salvezza. E ora vedete anche il chiodo dei suoi piedi. Sono piedi che hanno fatto tanta strada, che hanno camminato per compiere unicamente la volontà del Padre, per annunciare la salvezza a tutti. Tu non vuoi, Gesù, che nessuno si perda, per questo vai alla ricerca di una sola pecorella che si smarrisce, lasci le altre 99. Signore, aiutaci sempre a fare il primo passo verso coloro che ci hanno fatto del male. Aiutaci a prendere sempre l'iniziativa per fare del bene a tutti. Fa che nella Chiesa i battezzati sentano l'urgenza dell'annuncio evangelico e della testimonianza cristiana. Fa che tutti ci sentiamo responsabili della salvezza fisica e spirituale dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. E ora tutti e tre i chiodi presentatevi al popolo. Questi sono i chiodi che trafissero le membra immacolate di Gesù. Sono i chiodi della nostra indifferenza, della nostra infedeltà, della nostra mancanza di coraggio, della nostra irresponsabilità. Sono i chiodi dei nostri peccati. Signore, aiutaci ad uscire allo scoperto, schierandoci sempre dalla parte della verità e della giustizia. Rendici interiormente per saper scegliere con sincerità e fermezza il bene supremo che è la salvezza dell'anima. E ora portate questi chiodi ai piedi della Madonna. A lei che ha visto il corpo di Gesù dibattersi contro il dolore atroce, mentre comunicavano questi chiodi nella sua casa. Maria, tu sei la Madre nostra, fa che non ci rassegniamo al male, ma che affrontiamo con coraggio gli ostacoli e le prove, affrontiamo con coraggio gli ostacoli e le prove e le difficoltà della vita. E ora calate finalmente quel corpo dal ruvido legno, staccatelo dall'albero della croce. Quanta attenzione, quanta riverenza nel toccare il corpo del Signore Gesù, il suo cadavere. Ormai Gesù ha compiuto il suo sacrificio. Lo scandalo della croce si è concluso. La missione di Gesù si è compiuta. Dalla sua morte è scaturita per tutti noi la vita.
Questo è il corpo di Cristo offerto in sacrificio sull'altare della croce per la salvezza del mondo. Questo è il prezzo del nostro riscatto, agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Dona a noi la tua pace. Presentatelo adesso alla sua madre, adorate a Dio. Gesù, che Maria aveva seguito nella sua missione lungo la strada della Palestina, ora giace senza vita tra le sue braccia. Madre nostra, consolati nel pianto e liberaci dalle paure che ci impediscono di vedere il dolore del mondo. Insegnaci a donare la vita per i nostri fratelli come hai saputo fare tu e tu, deponendo il coro nella vita. Gesù aveva detto: se il picco di grano caduto sulla terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto. Ecco, Signore, noi ora siamo qui e siamo anche noi frutto del tuo sacrificio e vogliamo stringerci attorno a te come tanti altri nostri fratelli cristiani, di tutte le chiese sparse in ogni dove in questo nostro piccolo mondo, che oggi celebrano il giorno della tua sepoltura. Siamo venuti in tanti con sentimenti di vera riconoscenza e di gratitudine. Grazie, Signore, per quello che hai fatto per noi. Grazie perché dalla tua morte è venuta a noi la vita. Grazie perché ci hai riaperto le porte del paradiso. E ora, a colui che è la luce del mondo, accendete le candele in questo prato di fiori, promessa di resurrezione, la quale siamo chiamati anche noi. E disponiamoci, fratelli e sorelle, ad avvicinarci a questo Cristo che ha dato la sua vita per noi, per adorarlo e manifestargli il nostro pentimento, il nostro amore, il nostro desiderio di essere salvati. E così sia. Amen.
Cristo starà qui, ricordo domani alle 22:30 la veglia. Mario anche lui l'abbiamo conosciuto per bene. Questo è fuori dalla regola, questo doveva portare domani quel dietro. No, questo si portava stanotte al rientro, però prima si andava lì a piedi, però non c'è gente ad aiutare. Questo qui ci vuole 3 cambi, 3 per 4, 12 persone e non vengono nessuno. Eravamo 76. Ma siete di voi non lo è? Poi chi non vede sul mazzetto non si va a 10 siamo 12. Quando siamo tu adesso. però Tino! Bravo adesso tu adesso. Un mazzettino. Adesso lo sono dopo perché sono vogliono più. Aspetta che dovrò collegare questa cosa. Forza, a Perisella, dai. Passa in sede che prendi. Il mare che scintilla con il nuraghi e sulaghi che domina sotto il cielo azzurro che non svanisce mai. Santa Sofia campanile in alto, un simbolo forte che il tempo non ha franto. Dalla marina a Puzzolidus a Mesalonga, la bellezza è tutta qui, non c'è storia più lunga. A Puzzolidus il mare è un sogno che ti accoglie, le onde danzano mentre il sole non si toglie. Oro in volo ognuno, son vero milis, mi accorgo che si fa vero.